Questa notte è piena di magia, le luci brillano solo per te. Sotto i riflettori il mondo sorride, siete regine, il palco è tutto vostro, yeah. Ragazze splendenti, fate il vostro ingresso, Miss Principessa d'Europa, è il vostro momento. Con cuore e grinta, fate un bel passo, siete stelle che brillano nel firmamento. Con un passo fate vedere chi siete. Buonasera a tutti amici di GD Faro Team, benvenuti in questa quarta tappa di Miss Principessa d'Europa Triveneto. Qua dal centro di Sottomarina ci sarà la competizione, la quarta competizione che vedrà queste ragazze sfidarsi per ottenere la corona che le farà accedere direttamente alla finale nazionale. E ovviamente ci sarà anche l'escalation per la finale regionale. Noi vi aspettiamo numerosissimi nei commenti e nei mi piace, e soprattutto, se ci saranno le condizioni, a fine video per le interviste. Un bacio e a tra pochissimo. Fate un bel passo, siete stelle che brillano nel firmamento. E ci siamo finalmente, buonasera, con un po' di leggero ritardo, ma ce la facciamo, iniziamo. Buonasera a tutti, iniziamo questa quarta selezione di Miss Principessa d'Europa. È un concorso di bellezza nazionale che vedrà le nostre Miss fasciate andare in finale a Rimini tra 4 giorni di diretta Sky. Prima di iniziare però effettivamente il nostro concorso, inizierei con un momento moda dedicato ad un gestore Manchini Style. Lascio dopo i convenevoli, intanto restiamo giudicato il leggero ritardo. Certo, andiamo veloci. Questa sera il giudice parte in passerella. Hollywood nasce per valorizzare la femminilità con il segno distintivo, raffinato ma immediatamente riconoscibile. Esce Giuseppe Stone.
Giusy Store e la accogliamo con un grande applauso per i suoi capolavori e tutto l'impegno che ci mette a creare questi outfit. Anzi, passione ed impegno. Grazie Giusy, grazie Giovanni. Io direi che nel Siamo frattempo, mentre Giusy si gode la sua passerella con le ultime nostre 3 modelle, un po' senza voce, andiamo bene, andiamo alla grande. Iniziamo a presentare la giuria di questa sera, così intanto accorciamo un pochino i tempi. Iniziamo dalla ciliegina sulla torta. Iniziamo da Paolo Campiglio, presidente di Daclè, presidente di giuria per questa sera e main sponsor del concorso. Bene, risaltiamo la seconda e passiamo a Simona Franzoni, titolare del centro estetico Cocoa di Piove di Sacco. Buongiorno Simona. Ciao Simona, buongiorno, anzi buonasera. Un benvenuto anche ad Anton Batta, modello in rappresentanza di Steam. Grazie Anton. E Giovanni Marigo, titolare di Manichini Style in rappresentanza anche di Giusy Store, ovviamente. Che abbiamo già visto i capolavori che hanno creato. Esatto. Vuoi spiegare come funziona il punteggio, la votazione? Sì, allora usciremo con la prima uscita in abito elegante portato dalle ragazze, in cui si giudicherà il portamento e la presenza in passerella. Ok, sto facendo segnali di fumo per capire se la prima partecipante Ma aspetterei un attimo Irene, perché altrimenti avremo la scheda. Allora, nel frattempo io presenterei proprio il main sponsor della serata, Daclè. Daclè è multinazionale farmaceutica, tra i leader nella ricerca medica e scientifica, un'eccellenza dell'industria italiana. Fondata ben 135 anni fa come laboratorio chimico, diventata 90 anni fa addirittura società per azioni, oggi è un gruppo internazionale presente in ben 8 paesi europei. Da 5 edizioni sponsor ufficiale dell'Hospitality Lounge al Festival di Sanremo e da 2 partner pubblicitari ed un team di Formula 1. Guarda! La società farmaceutica Daclè potrà inserire alcune finaliste di Miss Principessa d'Europa come testimonial che identificheranno l'immagine dell'azienda nelle prossime iniziative pubblicitarie di sponsorizzazione. Ringraziamo il prestigioso marchio Daclè e il suo presidente Paolo Campiglio. Grazie. Tra l'altro ci riserverà una bellissima sorpresa a fine serata, Paolo, che non rivediamo ancora. Nel frattempo è arrivata la nostra Esatto, è arrivata Irene Renosto, vincitrice di una fascia nazionale al concorso di Miss Principessa d'Europa nazionale 2025. Ti Esattamente. presentiamo dopo, intanto ti facciamo un meritato applauso alla nostra bellissima Irene. Che dici? Iniziamo con la concorrente numero 1, Gaia Manzetto. Concorrente numero 2, Gloria Dorigo. La numero 3, Maria Stefani. Concorrente numero 4, Lucrezia Pace.
La numero 5, Atena Calziano. Prossima concorrente numero 6, Daria Tozzaco. La numero 7, Rebecca Dragomir. Prossima concorrente è la numero 8, Melissa Piccirillo. La numero 9, Margherita Marchetto. Concorrente numero 10, Veronica Colucci. Concorrente numero 11, Valentina Lazzari. La numero 12, Jennifer Margel. Prossima concorrente è la numero 13, Giulia Toniello. La numero 14, Giada Rigonnes. Prossima concorrente è la numero 15, Giulia Maria Radovici.
Fiolla. Prossima concorrente al numero 17, Caterina Puntumiero. Al numero 18, Diletta Zordani. Arriviamo all'ultima concorrente della serata, la numero 19, Alice Santolin. Chiudiamo la prima uscita, facciamo un grande applauso a tutte le miss di incoraggiamento, forte, forte. Iniziamo adesso con la seconda uscita delle miss in abito non elegante ma in costume, quindi di solito è l'uscita quella un po' più chiacchierata, più voluta. Iniziamo con la numero 1, Gaia Manzetto. Accogliamole con un applauso. Continuiamo con la numero 2 e un applauso a Gloria Dorigo. Allora diamo il benvenuto alla numero 3, Maria Stefani. La numero 4 si chiama invece Lucrezia Pace. Diamo il benvenuto alla numero 5, Atena Kenzian. E diamo il benvenuto alla numero 6, Gaia Tozzato. È il momento
merito della numero 7, Rebecca Dragomir. Diamo il benvenuto alla numero 8, Melissa Piccirillo. Tocca la numero 9. Margherita Marchetto. La numero 10, un numero importante, Veronica Colucci. Diamo il benvenuto alla numero 11, Valentina Lazzari. Presentare la numero 12, Jennifer Barbiel. Diamo il benvenuto alla numero 13, Giulia Tomiello. È arrivato il momento della numero 14, Giada Rigon. È arrivato il momento della numero 15, Giulia Maria Radovici. Numero 16, si chiama Alice Buzziolla. E diamo il benvenuto anche alla numero 17, Caterina Buttoniero. La numero 18,
La penultima, signore e signori, è Diletta Zordan. Un grande applauso alla numero 19, Alice Sanfolina. Bene, vabbè, dai, ti ci provi qui, Cristian, vieni con una bella sorpresa, Ambra. Allora, tu qui sei di casa, intanto ti ringraziamo per averci dato una mano e poi... Abbiamo ancora le persone, sembra un mafioso sudamericano, purtroppo il tema della serata è tropicale, quindi è la terra. Io TV. Ah, ok, ciao Dario. Sei di casa, intanto saluto Irina Rosca, una nostra miss che aspettiamo. Ciao Irina. A te facciamo una domanda, portaci un po' di miss, che sono alle ricerca di miss, creaci uno spot. Di miss? Sì, esatto. Di design? Dai 15 ai 25 e dai 26 ai 40. Devo portarvi un po' di miss? Sì, no, dai fai un bell'annuncio. Ma non ancora portarvi delle miss, a voi basta che veniate ogni settimana, soprattutto di sabato e di domenica, e ne trovate tantissime qui a Service, sicuramente perché vi aspettiamo, intanto tutti i giorni, ma soprattutto di sabato e di domenica con i nostri eventi come quello di stasera, l'aperitivo domenicale, e per chi vuole una bella settimana di mare e relax, questo è il posto giusto per voi, quindi vi aspettiamo Ambra e vi aspetto molto con un grande piacere anche Stefano. Grazie Cristian, grazie della tua presenza. Grazie a voi, ci vediamo dopo. Esatto, ci vedremo dopo, infatti. Bene, abbiamo finito. Il momento propenso è finito. Arriviamo quindi al momento moda. Abbiamo quindi i costumi di Neo Bikini e introduco con benvenuti da Neo Bikini, un negozio di riferimento a prove di sacco, quindi non molto distante, per chi ama stile, qualità e tendenze. Benvenuti nel mondo stile di Neo Bikini.
giunto quindi anche il momento moda, ci siamo al momento delle premiazioni. Intanto vi aspettiamo che le Miss di fatto devono solo mettersi il numero addosso. Inizio con ringraziare il nostro staff, i fotografi della serata Federico Bolzon, Paolo Stramare, Emi Bosco. Video Mario Bonesi con Giniferro Team e Giulio Urbinati, Saka e Giada e Loredana per la direzione backstage, Loredana Cisamolo per il make-up. Ovviamente ringrazio anche Stefano che sta conteggiando i voti e fa parte appunto di Steam. Ringraziamo Sam Beach, in particolare Giovanni Testarino per averci ospitato e aiutato ad organizzare la serata, e Cristian Messiello che si è prodigato a chiamare le Miss poco fa. Allora direi, Flavio, arrivo, puoi mettere la canzone, intanto le ragazze fanno un bel serpentone e le sistemiamo qui per le premiazioni. Metti pure la musica che vuoi. Che al di là del punteggio ottenuto, io e Stefano ci teniamo a dare alle ragazze che si sono sempre dimostrate volenterose, rispettose, educate, organizzate, tutto ciò su cui possiamo portare nel caso in cui appunto le chiamassimo a lavorare. Ovviamente ci fanno fare una bellissima figura. Andiamo quindi a premiare Anton Bacca. Esatto. Ma io direi che ci mettiamo dove? In mezzo. Andiamo a premiare Anton Bacca con lo shooting di Emi Bosco. Andiamo a premiare anche Irene Renosto. Chiamiamo la prima Miss Steam, la numero 17 Caterina Butuniero. Miss Steam, come ho detto prima, le ragazze questa fascia non è sostituita. Premiamo Maria Stefani. Prossima fascia chiamiamo Giovanni Marigo Giusy Twin per Miss Giusy Store Manichini Style. Vince la numero 2 Gloria Goligo. Chiamiamo a premiare Simona Franzoni con la fascia che dovrebbe essere Miss Cocoa, ma errore del fornitore, ha un altro nome, però ovviamente sostituita. Vince Miss Cocoa, la numero 15 Giulia Maria Radovici.
MDM Impianti premia Michele di MDM. La vincitrice è la numero 11 Valentina Lazzari. Prossima fascia Miss Mio Bikini, chiamiamo a fasciare Michelle Silva. Vince la fascia Miss Mio Bikini, la numero 18 Diletta Giordani. prossima fascia Miss Sandwich, chiamiamo a fasciare Christian De Sieno. Vince la fascia Miss Sandwich Club, o Maison, la numero 8 Melissa Piccinillo. Nazionale. Perciò chi vince il biglietto per Rimini ed è la fascia Daclè, Luis Daclè, premia Paolo Calvigno. Vince la fascia Miss Daclè, Lecci Veronica Colucci. Grazie e complimenti a tutte le ragazze. Ricordiamo ovviamente alle ragazze fasciate di fermarsi per le foto di rito, ma consegniamo alle ragazze non fasciate un'agevolazione proposta da Steam. Signori, facciamo un applauso grande a Laura Greggio e Stefano Casagrande per essere stati con noi. Grazie a te. Il semplice club, Miss Principessa d'Europa 2026, grazie di cuore.